Ciao a tutti, sono Eleonora Frattolin, portavoce in Consiglio regionale per il Movimento 5 Stelle Friuli Venezia Giulia. Con questa nostra proposta di legge vogliamo andare a modificare quelle che sono le normative regionali in materia di rifiuti. I punti cardine sono innanzitutto la strategia rifiuti zero, ovvero i rifiuti sono una risorsa, quindi noi dobbiamo puntare a non sprecarli. Partiamo dalla riduzione, quindi dalla produzione dei rifiuti, al riuso dei prodotti e dei componenti dei prodotti, per arrivare al riciclo di tutti i materiali possibili. Per fare questo dobbiamo anche puntare a minimizzare fino a tendere allo zero il conferimento in discarica e il recupero energetico dei rifiuti, soprattutto visto che sono delle pratiche dannose per l'ambiente e la salute. Per questo motivo abbiamo inserito uno specifico articolo che prevede una moratoria all'incenerimento dei rifiuti. Un altro punto fondamentale è quello di responsabilizzare tutte le figure coinvolte nel ciclo dei rifiuti, dai produttori ai cittadini consumatori, per arrivare ai gestori delle diverse fasi del ciclo. L'unico modo per ottenere tutto ciò è una raccolta differenziata porta a porta spinta con tariffazione puntuale, una separazione di quelli che sono i ruoli nelle diverse fasi della gestione dei rifiuti, l'incentivazione alla riconversione degli impianti, alla creazione dei distretti del riciclo, alla ricerca, anche con un meccanismo di premialità, ovvero con sconti sulle tariffe o sulle imposte per cittadini, comuni e imprese che producono meno rifiuti. Bisogna poi puntare a raccogliere, pubblicizzare e rendere accessibili a tutte le informazioni in modo da ottenere una vera partecipazione attiva dei cittadini. Ci sono ancora alcuni aspetti di questa legge che stiamo approfondendo, come per esempio gli ambiti di raccolta ottimale, però la legge è un buon punto di partenza, è sicuramente migliorabile e per questo motivo noi aspettiamo il contributo di tutti quanti. Grazie.